caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandro Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità, ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere, zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Ma che belle queste immagini, sarete contenti a casa, ve porto dappertutto, ma pronto è anche, dappertutto ve porto, perché sono immagini bellissime a mio avviso, che fanno capire quanto lavoro, quanto sudore, quanta forza in questi uomini che credevano nella comunità, perché loro lavoravano per la comunità. Forse qualche politico si è dimenticato di questo, ma ne parleremo con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Giorgio Bettio, presidente Club Treviso Autostoriche. Grazie Presidente di essere qui. Saluto anche da Conegliano Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi, visto che abbiamo visto l'acqua. Ha visto che bella, Presidente Bonnet, ha visto che immagini bellissime? Beh, è uno spettacolo vedere il fiume Piave, i nostri zatterieri all'inattività. Insomma, sono immagini che ci ripropongono una cultura diversa, ma che ha costruito il nostro Veneto e soprattutto la bellezza di Venezia. Allora, Presidente Bonnet, vorrei iniziare proprio da lei, ecco, visto che lei si occupa proprio di servizi, ecco, si occupa di quelle cose anche essenziali per la comunità. Com'è la situazione su questo con Piave Servizi? Ci racconti un po', perché noi vogliamo anche essere informati. Prego. Beh, Mirella, quest'anno siamo stati particolarmente fortunati, abbiamo avuto una primavera particolarmente piovosa, il che non ha che giovato alle falde che erano reduci da 2 anni di stress, soprattutto relativo all'anno 2022. Quando parlo di stress parlo di una carenza di precipitazioni che si ripercuote sulla difficoltà quindi poi delle nostre falde di dare l'acqua che ci serve per bere, per lavarci e per dar da bere anche alle piante del nostro balcone. Ecco, quindi una primavera che ci ha riservato una sorprese che sono state positive. Noi come Piave Servizi abbiamo continuato a essere performanti, nel senso di, da un lato, combattere quello che è la battaglia contro le perdite
e l'Italia è particolarmente, come dire, carente da questo punto di vista, ma anche una politica continua di diffusione della cultura dell'acqua. E quando parlo di cultura dell'acqua intendo al risparmio idrico, alla gestione oculata, perché dico sempre, quando parlo con i nostri cittadini, che noi abbiamo il privilegio di poterci lavare con l'acqua minerale, perché la nostra è un'acqua sicura, perché viene controllata circa 5 volte al giorno, facciamo 1500 controlli all'anno sull'acqua da bere, è un'acqua economica perché costa su un metro cubo mediamente 2 euro, un metro cubo ha 1000 litri d'acqua, e è un'acqua anche ecologica, perché per averla nelle nostre case, sulle nostre tavole, non servono bottiglie di plastica, non servono tir e quindi consumo di gasolio per portarla di qua e di là. Quindi ha delle caratteristiche che meritano tutta la tutela che conosciamo. E credo che una maggiore cultura dell'acqua non possa che giovare all'ambiente e anche al futuro nostro e dei nostri ragazzi. Forse, Presidente, dovete puntare di più su questa comunicazione, perché visto il consumo di acqua in bottiglia che abbiamo, forse vedervi di più, specialmente lei, ma penso anche a livello nazionale, informare i cittadini sulle condizioni del proprio acquedotto, dell'acqua che si può bere, dei controlli che vengono fatti, penso sia fondamentale, Presidente, per far capire che qui noi nel nostro territorio, come sta spiegando benissimo lei, abbiamo un super controllo e perciò la nostra acqua è veramente buona e si può bere. Forse manca anche questo, forse siete impartiti un po' in ritardo, ecco, nella comunicazione, proprio di dare questi numeri, perché sono numeri importanti, sono numeri che ti fanno sentire in sicurezza. Cosa dice Bettio? A parte poi parleremo di un'altra cosa col Presidente Bettio, ma cosa dice? La sicurezza nel bere l'acqua, che è fondamentale. Ecco, l'unica cosa, io ho messo il filtro per necessità, perché ha un po' di residuo fisso alto. Io sto a Casier, però va detto una cosa, che certe declarate acque minerali, se guardiamo bene, hanno dei residui fissi piuttosto elevati, che non è che facciano bene per i reni. Io ne so qualcosa. Ecco, visto che il Presidente ha questo problema e giustamente ne sta parlando, sentiamo il Presidente. Che bella sta roba, cioè che bella, che importante sta roba stiamo discutendo. Prego, Presidente Bonnet. Allora, l'acqua di Casier, posso dare anche una risposta subito. L'acqua di Casier proviene dal campo pozzi di Lanzago di Silea e più o meno i dati dell'acqua sono quelli di una nota marca che va per la maggiore nei supermercati, quindi sia i parametri di residuo fisso che gli altri parametri principali sono analoghi alle acque che vanno per la maggiore, quindi quei dati di residuo fisso i medici e le ricerche ci dicono che non sono come dire, né dannosi né provochino nessun danno per la salute o inconvenienti per la salute. Io non sono un medico, però frequentando quotidianamente nei vari convegni, nei consessi in cui mi trovo a relazionare anche medici e operatori della salute che parlano d'acqua e di caratteristiche dell'acqua, quello che ci dicono è che un'acqua mediamente dotata di parametri tipo residuo fisso eccetera è la soluzione migliore, perché attraverso l'acqua il corpo umano, il fisico, assume tutta una serie di sostanze, il calcio ma anche altri, che sono necessari, perché spesso poi ci troviamo nei dibattiti a parlare di osteoporosi e quant'altro, dove la carenza di calcio è, come dire, evidente. Quindi il calcio non si assume solo bevendo latte o col formaggio grana, ma anche bevendo acqua che ha un determinato, un medio residuo fisso. Anche qui non ci sono ricette se bere l'uliveto, adesso ho detto una marca che ha un residuo fisso altissimo, bere acque di montagna che hanno residui fissi bassi. La maggior parte della comunità scientifica dice che un'acqua mediamente dotata di parametri chimici e biologici eccetera
sia la soluzione migliore, e l'acqua proprio di Lanzaro di Silea si pone proprio in media, quindi al di là di chi ha patologie particolari è l'acqua più consigliata. E sul tema dei, apro una breve parentesi, sul tema dei filtri, perché vanno bene ma devono essere manutentati continuamente. Più e più volte ci è capitato di intervenire su abitazioni, su quindi singoli nostri utenti che hanno fatto delle analisi nelle farmacie piuttosto che nei laboratori che troviamo sparsi nel territorio e che segnalano dei parametri soprattutto di carattere biologico che sono fuori norma. Questi parametri purtroppo derivavano da filtri che non correttamente manutentati, quindi chi vuole mettere il filtro è liberissimo di farlo, però l'appello che mi sento di fare è che attenzione, perché i filtri vanno manutentati continuamente e costantemente, perché sennò generano dei piccoli problemini che non si ripercuotono tanto in chi beve quotidianamente l'acqua, perché ormai ha un fisico che è abituato a quel tipo di flora batterica, ma si ripercuotono a chi magari viene nostro ospite e non è abituato a sopportare, tra virgolette, quelle cariche che i filtri non manutentati correttamente possono indurre. Quindi i filtri per me benissimo, il consiglio che mi sento di dare è corretta manutenzione. Sentite quanto è importante le notizie che sentiamo, ecco, sentite la trasparenza della notizia, è fondamentale. Bettio ha fatto una domanda, giustamente, ha detto dal suo punto di vista la situazione e subito il Presidente Bonnet ha risposto correttamente, e pensate anche a casa, sapere queste cose è fondamentale. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. E intanto io avevo una casa a San Nazario, sul Brenta, e ho visto personalmente che a sul Brenta è a gara delle esattere, non mi ricordo se sia agosto che data, ma che Soagna, Vastagna, Ponteongo, tutti i paesi che vive sul Brenta, fa le gare partendo da Vastagna, fa le gare con esattere. L'ho visto per le volte, ma è una bella roba da vedere, veramente una bella roba. Tutti i paesani saranno a decina, quindicina di esattere, ma è veramente bello, e sarebbe da portare anche i pupei. E dopo per l'acqua ti dico, l'acqua mi ne conta è fiave con l'acqua, perché ti fa, che c'è dappertutto, che si fa inquinare. A Verona spende 1,5 milioni di euro al mese per purificare l'acqua con i carboni, perché ti fa di tutte le fabbriche inquinare, di tutti i vari vigneti, cosa che sue falde delle acqua, cosa che butta, e fare di tutto inquinare, dei troppi veleni che butta sulla roba. Se vantiamo dei milioni e milioni di bottiglie di vino, ma che danno fai sull'acqua? Che io dico la verità, non sapevo niente, ma neanche qui in bottiglia, mi tocca bere perché abbiamo se, ma non saremo se siamo a mercé di chi ne conta quello che vogliono. Noi sotto il signor Quattro, chi commercia l'acqua, qui fa quello che vuole. Perché se siamo senza acqua e dopo questi milioni e milioni di bottiglie, da dove la tira fuori? Dal frigorifero, e gliela schiava, quindi dire la verità, perché l'acqua non è tutta giusta da bere, è inquinata, perché c'è tutto l'inquinamento dei pesticidi che butta per i vini, per i campi, come non è la verità. No? Ma è storia del ti fa, è una calamita nata non solo in Italia, in tutta Europa, che si comprano gli interessi da miliardi, perché si fa perché sulle pignate, su impermeabili, su un sacco di roba. E non la vinciamo gli altri. L'industria la fa mangiare quello che vogliamo noi. Cara Mirella, ti saluto. Grazie Rinaldo, come sempre, grazie. Ecco, volevo dire che quando vedete che la Mirella fa così o così, non è che sono d'accordo o sono contro gli ospiti che ho in presenza, è perché sono collegata con la regia e siccome non posso parlare perché siamo in diretta, allora è così il regista capisce cosa faccio e se faccio così cosa dico, avete capito? Perché la Mirella era d'accordo. Volevo spiegare anche questo perché giustamente
è anche da capire. Allora, Presidente Bonnet, non è stata una telefonata a caso quella di Rinaldo che ha parlato di PFAS, visto che abbiamo sentito anche le notizie addirittura dall'America, dove è stato anche bandito, e soprattutto nel nostro territorio, perché sappiamo benissimo come va nel Vicentino, c'è purtroppo ancora questo sito che non è stato messo in sicurezza, stanno passando il cerino, però le cose sono così, hanno fatto dei miglioramenti, niente da dire. Ecco, com'è la nostra situazione? Voi sentite questo pericolo oppure stiamo tranquilli dei PFAS? Prego. Allora, il nostro territorio e le nostre fonti per ora non rilevano presenza di questa sostanza. Tuttavia è bene continuare a monitorare, controllare. Ovviamente, come dicevo prima, noi facciamo 1200 controlli all'anno con una rete di laboratori. Quando parlo di rete di laboratori vuol dire che un campione viene controllato non sempre dallo stesso laboratorio certificato, ma da più laboratori diversi per avere la certezza del dato, e da 300 campionamenti che vengono fatti dalle ASL. Quindi continuare a monitorare e cercare di avere un'alternativa di fonti di approvvigionamento che siano sicure e alternative, quindi che se una fonte per caso in un futuro ipotetico dovesse andare in crisi per un fattore di, tra virgolette, inquinamento, ne abbiamo delle altre in altri posti che possano continuare a garantirci le proprie risorse. Quindi per ora non ci sono queste sostanze, ma noi continuiamo a monitorare e a mettere in sicurezza le fonti. Voglio segnalare che il lavoro che è stato fatto dalla Regione che ha normato i PFAS è stato fondamentale, ma anche i colleghi gestori di quelle zone insieme con Veneto Acque, che è la concessionaria regionale che si occupa di realizzare quella grande rete di adduttrici che si chiama in maniera semplificata autostrada dell'acqua, hanno messo in campo tali e tante risorse da riuscire a dare acqua in maniera sana e salubre a quelle centinaia di migliaia di persone che bevono quotidianamente. Quindi il problema c'è, è stato rilevato, però è stato anche affrontato in maniera efficace ed efficiente. In altri luoghi d'Italia, in altri luoghi d'Europa non ci sono i PFAS perché non li rilevano. Perché se hai una normativa che non ti impone di rilevarli, è logico che non le trovi. È come se vado a farmi le analisi delle urine, è logico che non mi trovo il colesterolo nel sangue, perché non lo cerco. Giustissimo. Semplicemente per quello. Molto chiaro, che contenta sono di avere anche il Presidente Alessandro Bonnet questa mattina, perché la mia trasmissione fa anche sicurezza, Presidente, perciò la ringrazio di quello che sta dicendo, perché penso che anche a casa siano molto contenti di sapere che almeno qui c'è qualcuno che controlla seriamente, che sa, Presidente, non so che siamo così sicuri dei controlli in Italia, basta veda cosa che è successo anche con gli alimentari, perciò mi fa molto piacere di averla ospite. Abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al Presidente Bonnet, l'acqua che arriva nelle casette, chiamata l'acqua del sindaco, in quale, diciamo, da dove proviene? E dopo ce n'è qua a Silea, a Lanzago, diciamo, e io vado a fornirmi a Lanzago o a Fiera. Da quale acquedotto, penso che a Lanzago arrivi dall'acquedotto di Lanzago. E quella di Fiera, da quale acquedotto proviene? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Prego Presidente. Beh, oggi Mirella è una puntata particolarmente attenta alle questioni proprio tecniche e contestuali. Presidente, noi siamo attenti, Presidente Bonnet, sempre. Prego. Allora, l'acqua della casetta del comune di Silea è l'acqua, come ha detto la nostra amica che si è collegata, proviene dal campo pozzi di Lanzago di Silea. È l'acqua dell'acquedotto
non è nient'altro che l'acqua del rubinetto di casa che arriva alla casetta dell'acqua. C'è un piccolo microfiltro, piccolissimo microfiltro, e può essere acquistata sia naturale, refrigerata, che gassata, quindi con l'addizione di anidride carbonica. Perché ci sono queste due alternative? Perché ci sono persone che vivono in vecchi condomini che hanno delle tubature in piombo magari o di pessima qualità e non riescono a bere l'acqua del rubinetto, e quindi vanno alla fontanella, alla casetta dell'acqua che c'è in piazza e la prendono là, è il costo di 4 centesimi al litro, rispetto che prenderla al supermercato che magari ti costa 50 centesimi al litro, quindi c'è un bel risparmio. Quella di Fiera è dell'ambito di ATS, quindi è dell'acquedotto di Treviso sostanzialmente. Molto chiaro, Presidente. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. L'acqua è veramente la fonte della vita, è la vita, perché l'uomo si forma nella placenta, nell'acqua. I primi organismi che poi in milioni di anni hanno creato l'uomo erano nell'acqua. I primi meteoriti che cadevano sulla Terra contenevano acqua, che poi sono quelli che hanno formato gli oceani. Ecco, l'acqua è la vita dell'uomo. Io mi ricordo le piccole Dolomiti ancora 30 anni fa, quando frequentavo quei posti, le falde sotterranee, diciamo, dell'acqua erano ancora più meravigliose di quelle delle alte Dolomiti, perché proprio l'acqua scaturiva dalla roccia, dal terreno. Ecco, l'uomo deve imparare a fare un tesoro dell'acqua. L'acqua deve essere la fonte della vita, non della morte. Contaminarla con i FAS oppure diciamo sprecarla inutilmente. L'acqua è proprio è la nostra fonte di vita e deve continuare a essere fonte di vita. Vi saluto. Grazie caro Livio. Allora Giorgio Bettio, parliamo di acqua, ma io vedo che anche i piloti hanno sempre le bottigliette d'acqua a portata di mano, perché veramente con lo stress e anche proprio il lavoro, quei percorsi che fanno è fondamentale. Voi fate questa sensibilizzazione anche di bere acqua quando fate questi eventi? No, io mi sono sempre arrangiato, però in effetti tenga presente, quando facevo rally ed ero molto più giovane, avevo meno di 30 anni, in una garetta rally sprint si facevano 250 km in pianura, d'estate buttavo via 4-5 kg di peso, che era tutta acqua. Mamma mia, pensate. E allora non si usava il sottotutta, solo la tutta. Adesso si usa anche il sottotutta obbligatorio ignifugo, per cui sono materiali che lasciano traspirare molto relativamente. Anche perché i piloti di Formula 1 possono permettersi di avere tutte che pesano meno di una Polo, perché sono arrivati, mi pare, a 120 grammi. Infatti. Basta un niente per strapparla, costa l'ira di Dio, ma loro possono buttarla. Un pilota privato che fa rally deve prendere una tuta di almeno 250-280 grammi di tessuto in più, cioè il sottotutta. Dopo, per carità, anch'io l'ho usato, però non bisogna abusarne di quei energetizzanti, non faccio nomi per non fare pubblicità. Mai nomi in questa trasmissione, sì. Bravo. che producevano anche qui vicino a Silea. Non bisogna farne abuso. Però in merito all'acqua volevo fare anche un appunto che è storia ed economia. Ricordo che in tutta la nostra pedemontana, dal Vicentino fino agli estremi dell'attuale provincia di Treviso, un tempo, quando è stata importata la seta dall'Oriente, c'erano i settifici. Si sono sviluppate le tessiture, le filature, e in particolare i settifici, perché l'acqua che arrivava direttamente dalle montagne era talmente pura che garantiva una qualità molto elevata della seta. Ricordo Asolo, Follina, mi pare anche Colle Umberto. Famose filande. Filande, sì. che lavoravano la seta.
Pensate, avete capito l'importanza anche di questo bene prezioso? Noi siamo fatti di acqua perché quindi più di dava così... molto a mano, avendo depositi calcarei, la seta aveva una bella mano morbida. Esatto, era pregiata. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io mi chiedo, queste montagne di bottiglie di plastica che ci sono dentro ai supermercati e anche fuori, no qui in Italia, non credo qui in Italia, ma ho visto anche in Grecia tutti fuori dei supermercati al sole con 40 gradi, non capisco dopo che danni producono a queste acque, insomma, questo voglio dire, perché anche dentro i supermercati, ma con questi finestroni enormi, entra il sole, specialmente d'estate, che scalda tutto, insomma, non capisco questa cosa qua. C'è l'olio, c'è tutto quanto dentro i supermercati, i finestroni, che entra questo sole che... Così volevo chiedervi cosa produce a questi prodotti. Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche Giusy, grazie Giusy. Prego Presidente Bonet. Beh, il consiglio che do io è un consiglio di buon senso, ma lo ripetiamo sempre, è quello di cercare di non acquistare acque, prima di tutto di bere l'acqua dell'acquedotto, perché l'abbiamo sia aprendo il rubinetto che nelle casette per chi la vuole gassata. Se proprio uno vuole prendere l'acqua della bottiglia, in bottiglia, quindi l'acqua minerale, prendere acque che non abbiano sostato al sole, perché è logico che si altera in qualche maniera il contenuto, e quindi è opportuno non prendere, cioè prendere magari delle acque che arrivino, avere un riferimento nel supermercato di fiducia o nel negozio di fiducia per prendere acque che non abbiano sostato al sole magari 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, ecco. Però più di questo noi non possiamo dire. È logico che ognuno è libero di fare gli acquisti e di bere l'acqua che vuole. Il mio punto di vista è di quello di cercare di bere un'acqua fresca. La nostra acqua del rubinetto è un'acqua che entra 2 giorni prima mediamente nei punti di prelievo, che siano sorgenti montane o pozzi di falda, e che poi arriva in casa grosso modo 2 giorni dopo quando è entrata. Allora, Presidente Bonet, intanto volevo ringraziarla per le borracce che ha portato, che sono state, quando è venuto in presenza, veramente apprezzatissime. Però quello che noto, e devo dire anche grazie a lei, è che nelle scuole, nei giovani soprattutto, c'è la tendenza di usare la borraccia. Ecco, noi critichiamo sempre questi giovani, i giovani non capisce niente, mica voi, mentre li vedo molto molto più attenti, proprio anche su questi temi ambientali, di quello che pensiamo, e anche l'informazione che siete riusciti ad arrivare grazie anche all'interno, siete andati all'interno della scuola dove c'è l'attenzione di questi bambini e di questi ragazzi. Prego. Beh, l'altro ieri ero proprio a Silea, insieme al sindaco abbiamo distribuito le borracce, ma ogni anno insieme con le aziende, anche con le aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, distribuiamo a tutte le scuole le borracce, che sono in un materiale in alluminio fatto in Italia e sono in un materiale riciclato e riciclabile, e vedo che i ragazzi, vedo anche mio figlio, i ragazzi le usano. È ormai entrato nella cultura dei nostri ragazzi e delle nostre scuole, perché già da anni, non è il primo anno questo, usano tutti quanti i bambini, partendo dalle elementari in poi, usano la borraccia a scuola insieme con i maestri, con i propri insegnanti, eccetera, e quindi è una battaglia questa che pian piano stiamo vincendo, mutuando quella battaglia sulla raccolta differenziata, copiandola, che è stata fatta 20 anni fa e che ci ha portato a essere uno dei territori più virtuosi dal punto di vista della differenziazione dei rifiuti. Io spero che fra 15-20 anni potremo essere uno dei territori più virtuosi per il consumo, nel senso di ridurre il consumo di bottiglie di plastica, perché le bottiglie di plastica sono tante piccole petroliere che se ne vanno. Allora, prima di andare in pubblicità diamo la linea al nostro Antonio da Padova. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno. Buongiorno. Anche agli ospiti. Volevo proprio parlare di ecologia,
parlavo anche dei motori elettrici e ho sentito che per costruire una macchina elettrica è come avere prodotto un consumo, prodotto diciamo una CO2 di una macchina che ha fatto 100.000 chilometri. Già la partenza di questa macchina elettrica e poi le conseguenze che se io compro una macchina elettrica dovrei smaltire quella che ho, cioè quella a scoppio. Ma allora perché ci dicono che è una questione d'ambiente girare con la macchina elettrica? Anche un'altra cosa, perché tu, governo, mi dai gli incentivi per comprare la macchina elettrica? Non è mica forse, caro governo, che questa macchina elettrica è una bella fregatura? Buongiorno e grazie. Allora, sentiamo... No, prima devo andare in pubblicità, non c'è niente da fare, pubblicità. Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è, da cosa viene. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu. Ma le gambe a me piacciono di più. Sono belli gli occhi azzurri e la pena il cuore in su. Ma le gambe sono belli ancor di più. Le belline deliziose si saprà accarezzare, ma tu canto un po' nervosa ti faranno innamorare. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu. Ma le gambe... Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia torpedo blu. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxigonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuoriserie, come senz'altro sei tu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu e saremo una gran coppia sulla mia torpedo blu. Alla capote in grigio perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore sopra il tappo tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.
sulla mia torpedo blu. Che belle, avete visto? Ma che belle, a parte che l'auto e il motore è nato in Italia, qualcuno se lo deve, quasi è nato tutto qua, cioè non so, siamo talmente bravi che delle volte ce lo dimentichiamo, ma la passione, Bettio, e poi rispondiamo, visto che abbiamo visto queste auto meravigliose, anche il nostro Antonio da Padova, visto che parlava di motori elettrici, di auto elettriche, quanta passione c'è per iniziare? Intanto vorrei fare un puntino di polemica, chissà se Stavarè di Stellantis conosce qualcosa di queste macchine, visto cosa stanno facendo dal marchio Lancia. Questa era una vettura innovativa per l'epoca perché è stata la prima praticamente non col telaio e carrozzeria sopra, ma con una sorta di carrozzeria autoportante, l'innovazione della Lancia. La passione, Bettio, questa passione grande che ha sempre avuto fin da piccolo, mi sembra che raccontava. Sì, dalla prima volta che mio padre ha preso 4 ruote perché doveva acquistare la macchina nuova, 127 appena presentata. Dopo prendevo la bicicletta alle 3 di notte assieme a qualche amico, andavo a vedermi i rally di San Martino che arrivavo in provincia di Treviso, prime prove alle 5:30, si partiva anche con la pioggia. Lì mi sono innamorato di grandi piloti, da Munari sulle Fulvia, e poi mi sono messo a correre anch'io, poi la passione è continuata, sono diventato storico io, è diventata storica la mia auto da corsa, ho ripreso le corse. In genere è una passione o che si tramanda di padre in figlio, ma non sempre ultimamente. Oppure, ecco, io posso dire una cosa, il mio club non è un grosso club, ha 30 anni, il prossimo anno farà 30 anni, però sono orgoglioso nel poter dire che rispetto a tanti altri club da noi sono passati tanti piloti e ancora qualcuno che ha fatto attività di pilota. Anzi, vorrei ricordare, ne approfitto, che purtroppo l'altro giorno è mancato un nostro amico, Pierre Mermoud, che ha corso con la gloriosa scuderia Piave fine anni 60 e che ha cominciato da 18enne come navigatore, guarda caso di quel campione che fu Arnaldo Cavallari, facendogli da navigatore a un rally qui in casa, i rally delle Prealpi Venete e dei Colli Euganei, su un Alfa GTA ufficiale dell'Autodelta che all'epoca aveva sede a Udine, per cui la macchina bianca era targata a Udine. Pensate. E per rispondere anche a Antonio, visto i motori elettrici, ma sono così sicuri, possiamo stare tranquilli? Allora, abbiamo per carità, prendono fuoco anche le macchine normali, però quando prendono fuoco quelle elettriche, quelle batterie attuali danno dei seri problemi. Io ho parlato anche proprio col comandante dei Vigili del Fuoco e sono un pochettino disperati perché ci sono dei dispositivi per l'intervento, per escludere, però non c'è un qualcosa di ben definito, ogni marchio fa da sé, per cui gli interventi sono anche molto delicati. Ricordo, adesso le aboliranno, che nei rally sono arrivate le ibride, che dovrebbero fare dei trasferimenti in elettrico e, attenzione, nelle normative c'è scritto il famoso gruppo della spinta. Se una macchina di quelle va fuori, assolutamente non metterci mano perché ci possono essere delle scariche importanti. Ricordo che è corrente continua ad alto amperaggio, per cui non è la scossa della 220 di casa. E in merito al discorso dell'inquinamento, ricordo che da sempre un prodotto va valutato nel suo impatto ambientale dal momento in cui si estrae la materia prima, si trasporta nella fabbrica dove viene fatto il semileverato, poi c'è magari il trasporto nella fabbrica che fa il prodotto finale che viene portato nel punto vendita, arriva al cliente e poi c'è anche lo smaltimento. In quel senso lì, toccando anche l'aspetto delle acque, da quel che mi risulta, dove si estraggono i materiali rari per fare le attuali batterie, si usa tantissima acqua. Girano nei social delle immagini in Africa, in Asia, di distese rovinate che erano foreste perché estraggono questi materiali in litio preziosi, per cui già lì c'è un abnorme consumo di acqua. E danni ambientali. Poi pensiamo, non dico Treviso, ma pensate Milano.
dove ci sono i quartieri con tutte le macchine. Se quelle macchine lì fossero tutte macchine elettriche, quanto costerebbe mettere ogni posto macchina o ogni 2 posti macchina una colonnina di ricarica? Ma pensate che basti mettere la colonnina? Bisogna mettere dei mega cavi, bisogna fare delle cabine elettriche ad hoc, anche perché bisogna dare una ricarica abbastanza rapida. Per cui se il capo di Toyota è stata la prima azienda a fare le ibride e a venderle in tutto il mondo, e anche le elettriche, è ritornato un po' sui suoi passi e ha detto che forse il futuro è un altro, una ragione penso che ci sia. Dopo è chiaro che i tecnici e la scienza si dividono anche in base agli interessi. Per esempio, ritornando al discorso Stellantis, sta facendo una politica puntata solo praticamente quasi esclusivamente sull'elettrico, assassinando i nostri marchi storici come appunto la Lancia. Molto chiaro, perché io penso Abarth. che più chiaro di così. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, perché avete sentito, sempre di acqua si parla, sembravano 2 ospiti completamente lontani, pensate invece quanto vicini sono. Andiamo a vedere, era il 4 marzo del 2023 e appunto c'è questo problema di siccità, veramente una siccità molto importante. Ecco, vediamo adesso, Presidente Bonet, le immagini dove veramente anche la CIA era preoccupata e anche lei. Adesso è passato ormai un anno. Com'è la situazione, Presidente? Beh, la situazione è sicuramente migliore rispetto a un anno fa di questi tempi. Ciò non vuol dire che siamo fuori da una tendenza che invece è strutturale, cioè è una tendenza ad avere delle precipitazioni che sono più, come dire, accorpate, cioè quando piove, piove tanto e piove in pochi giorni e quindi l'acqua che arriva va trattenuta, va utilizzata, va in qualche maniera ad esempio con i bacini di laminazione, Presidente Bonet? Questo è un argomento che riguarda forse più il collega presidente della bonifica Gerolimetto. Comunque tutto il sistema dei bacini è fondamentale per riuscire a captare l'acqua, anche per evitare che crei problemi a valle. Per quanto ci riguarda, dobbiamo fare i conti con una risorsa che inevitabilmente è già adesso e sarà più scarsa, perché comunque anche in valore assoluto le precipitazioni sono meno rispetto a 30 anni fa e anche il livello delle falde parla chiaro, perché in campi pozzi di media pianura fino a qualche anno fa noi d'inverno non avevamo bisogno di avere delle pompe per estrarre, tra virgolette, l'acqua, e adesso invece gli ultimi anni le pompe funzionano 365 giorni all'anno, quindi qualcosa vorrà pur dire, sono dati oggettivi inequivocabili, quindi quest'anno è meglio, sicuramente non siamo in una fase critica, però la nostra strategia di utilizzo dell'acqua e di diversificazione delle fonti, cioè avere un sistema di fonti di approvvigionamento che siano diverse e indipendenti tra loro, non cambia, perché noi non possiamo permetterci di non dare tutti i giorni l'acqua ai 341.710 persone che bevono ai nostri acquedotti. Adelia da Verona, vai Adelia. Ciao Mirella, buona giornata anche al tuo ospite. Ciao. Guarda, l'argomento che ti dico adesso non è forse quello di stamattina, ma siccome ho preso la linea vai oggi, tranquilla. Allora, ecco, te lo dico. Guarda, sono allibita di tutta la nostra politica, con quello che c'è nel mondo e come siamo messi anche noi, a parlare, a reclamare per una statua di bronzo dell'Alpino a Vicenza, Verona, perché ha il fucile in mano. Ma sono gente che da governare quella lì o li paghiamo proprio per niente? A reclamare per una statua di ferro con tutte le armi che mandano per la guerra e cosa c'è nel mondo? Ma non ci siamo più, sai Mirella? Io dico che non è ora di non pagare più questa gente.
perché la gente che va a lavorare dalla mattina, come sono io normale, operai, i figli, tutto dalla mattina alla sera stanchi, se andassero a casa stanchi, invece di stare là a predicare vestiti con la cravatta, non avrebbero il tempo di reclamare per una statua di ferro di un alpino. Ma dai, non ci siamo, Mirella, non ci siamo. Ecco, ti dico solo questo, ne avrei tanti da dire, ma ti lascio libera. Vabbè, alla volta dille tutte, che io ti ascolterò e noi ti ascolteremo, perché è vero quello che dici, siamo perfettamente d'accordo con te. Io lo dico sempre che i cittadini sono molto attenti di quello che fanno e di quello che dicono, e questa è la dimostrazione che ci stanno veramente prendendo in giro sui problemi reali che abbiamo, che ne parliamo tutte le mattine. Allora, Presidente Bonnet, però la domanda è anche questa. Bettio ha parlato chiaro, ecco, ha detto anche le sue perplessità. Lei come commenta? Prego. Ma rispetto all'auto elettrica o la Sì, all'auto elettrica. Beh, allora, premesso che non sono un esperto dell'auto elettrica, credo che ci voglia buon senso e raziocinio su tutto. È evidente che se domani mattina tutti dovessimo utilizzare l'auto elettrica, non ci sarebbero auto elettriche a disposizione di tutti, non ci sarebbe energia a disposizione di tutti, quindi la vedo come una soluzione che è completamente utopistica, non può essere realizzata in tempi brevi. È evidente che avere un sistema organizzato con le auto elettriche magari in un futuro, in prospettiva, può essere ottimo, perché le fonti di inquinamento sarebbero concentrate nelle centrali e non distribuite nei tubi di scappamento delle macchine, però è qualcosa che magari potremmo fare tra 30, 40, 50 anni. Credo che nel frattempo ci sia, per ridurre l'inquinamento, ci siano delle strategie altrettanto efficaci. Adesso voglio dire anche i biocarburanti, le macchine a idrogeno e quant'altro. È ovvio che, come tutti i problemi complessi, non hanno un'unica soluzione, hanno una serie di soluzioni che poi gradualmente possono portare a risolvere il problema. Ci vuole buon senso, raziocinio e non soluzioni ideologiche o utopistiche, perché di quelle ne abbiamo veramente piene le scatole, tutti i cittadini ne hanno le scatole piene. Sì. Molto chiaro, grazie Presidente. Ora andiamo a vedere invece questi bellissimi video che ha portato Bettio, andiamo a vedere queste auto storiche. Sul traguardo dell'amore, se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Da dove vai, bellezza in bicicletta, non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti i corridori. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrà che ognuno la perla, la testa girerà e allegro canterà. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore? Le gambe snelle, corrite belle, ma hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Da dove vai, bellezza in bicicletta, non aver fretta, resta un poco sul
Allora Bettio, bellissimo anche questo video, che belli. Però ho visto una cosa che interesserà anche Bonnet: bottiglie di vetro, borse di carta, io ho visto la consegna che lei ha fatto, Bettio. E soprattutto quello che volevo chiedere è: queste macchine, lei mi spiegava prima, andavano al massimo 80-90 all'ora. 90, forse qualcuna più veloce. Ma niente di più. Eppure nessuno reclamava, nessuno brontolava, si arrivava lo stesso dappertutto. Attenzione, va detto che quando sono state motorizzate le carrozze, proprio la carrozza trainata ai cavalli modificata, primo motore, addirittura in America, siccome andavano molto piano, però si facevano precedere da uno a piedi che faceva scansare la gente. Viene da ridere. Ma anche la macchina elettrica, tanto per dire, intorno agli anni 20, 1920, furono costruite delle macchine elettriche per le donne. Ma sa perché? Sai perché? Perché? Allora, le macchine all'epoca si mettevano in moto con la manovella. Non è una cosa molto semplice, anche perché si parlava di motori a volte 4 cilindri, 4.000 di cilindrata, parliamo delle forti, tipo quelle di staglio e olio per intendersi, e quindi il gentil sesso faceva effettivamente fatica, avrei fatto fatica anch'io probabilmente, e quindi avevano provato con le macchine elettriche, con batterie che avevano al piombo, già all'epoca si provava. Esatto. Ma anche i monopattini elettrici sono nati da lì a poco. Ci sono delle foto storiche con delle signore ovviamente vestite con abiti lunghi che vanno via con questi monopattini elettrici, che non sono compatti come quelli di adesso e che sicuramente avevano una velocità di stallo molto più bassa. Ecco, ha fatto bene a ricordare quante cose abbiamo ricordato questa mattina, ma poi cose anche utili. Allora, Presidente Bonnet, abbiamo visto, come dicevo, appunto, queste borse di carta, questo vetro. Non è che tutti forse dobbiamo fare un passo indietro e copiare proprio da una volta? Cioè, non è che abbiamo fatto qualcosa di nuovo, abbiamo semplicemente modificato quello che avevano già creato. Prego, Presidente Bonnet, come ci saluta? Beh, vi saluto col pensiero di fare riferimento alle abitudini e alle nostre tradizioni. È vero che la tecnologia ci regala anche soluzioni innovative, quindi la nostra società di una volta era una società efficiente perché non sprecava nulla. Oggi abbiamo, oltre a copiare quell'efficienza, abbiamo anche delle soluzioni tecnologiche, penso ai materiali delle nuove borracce piuttosto che anche alle borse eccetera, che sono altresì ecologiche e magari danno delle performance, delle prestazioni anche migliori. Quindi guardiamo alla tradizione ma utilizzando anche quelle innovazioni che ci migliorano la vita. E vi saluto ringraziando te, Mirella, e tutto il tuo staff per la consueta opera informativa meritoria che fate e che vi rende onore. Grazie, grazie Presidente, grazie Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi che è stato con noi. Giorgio Bettio, come ci saluta? Avete visto che l'automobilismo storico, la passione comunque si lega al territorio. Qui vediamo delle foto, ecco, chiudiamo con delle foto che ha mandato Giorgio Bettio, prego. Abbiamo portato in visita non solo nei luoghi architettonici del nostro Trevigiano, gente arrivata dalla Svizzera, dall'Austria, da tutta Italia, con le loro Lambda, però li abbiamo portati anche a vedere in quel caso un'eccellenza in campo della vetreria, dove c'era della sabbia bianca dove io ho scritto Lambda col dito, ho fatto la foto. Quella lì era una sabbia del Sahara, perché la sabbia del Sahara non è solo quella rossa, ci sono le zone in cui è bianca e quella lì la utilizzano penso ancora per fare bottiglie trasparenza molto marcata, ad esempio per profumi. Quindi allora una valorizzazione sia dell'architettura, dei nostri borghi, di quella che è la nostra storia. Abbiamo visto Folline e tutti i borghi meravigliosi che abbiamo. Delle aziende che abbiamo, le eccellenze che abbiamo.
Io volevo ringraziare anche Bettio, perché lui, proprio avete visto le immagini di questa manifestazione, di questa esposizione esterna dove sono stati raccolti delle cose e dei soldi che loro hanno devoluto ai veneti schiacciati dalla crisi, perciò grazie Presidente Bettio. Però io volevo chiudere anche con delle foto che abbiamo per le scuole, perché voi andate anche nelle scuole, che è fondamentale questa attività, la cercate di farla. Abbiamo partecipato in passato con il pullman azzurro della polizia. Vediamo se abbiamo le foto che aveva mandato Bettio proprio sull'attività per il sociale, che è importante, che sono quelle che, ecco, le rimandiamo perché mi fa piacere per Bettio, visto quanto impegno si sta cercando di dare e di fare per coinvolgere la comunità. Staff, ecco, vediamo qui lo staff del centro commerciale lì che ci ha ospitato. Di questa è giusto farlo vedere, perché loro hanno raccolto per noi ed è giusto dare la visibilità, ecco, perché sono donazioni. C'era tanta acqua, non importa. non c'è stata gran partecipazione. Noi non siamo esosi, a noi va bene tutto, l'importante è che arrivi sempre qualcosa, come col 5 per 1000. Vi prego, fate anche il passaparola, perché Mirella ne ha veramente bisogno, perché la famiglia sta crescendo sempre di più. Grazie anche a Giorgio Bettio, Presidente Club Treviso Autostoriche, grazie ancora a Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi e Pubblicità. Abbiamo due graditi ospiti ancora, abbiamo in presenza Raffaella Buziol, mamma di Lisa, questa presidente dell'associazione La Voce di Lisa, che come ieri la mamma Gina Roder che abbiamo avuto, e che anche lei sta facendo capire l'importanza di unire, di fare qualcosa per la comunità, per tutti, condividere il dolore è molto importante. E saluto anche Loris Pederiva, collegato con noi, Presidente Telefono Amico di Treviso. Grazie Presidente di essere qui. Allora io inizierei proprio da lei, Presidente Pederiva. Noi stiamo cercando, lei lo sa, di cercare che queste associazioni intanto si conoscano, ecco, tendano a fare qualcosa assieme, portare avanti i problemi della società, che è la solitudine. C'è la solitudine del dolore. Ieri ho avuto anche l'Advar all'inizio per far capire l'importanza di unire le forze, di mandare dei messaggi utili per tutti, quello che sta facendo anche lei. Com'è la situazione, Presidente? Beh, sono molto preoccupata di questi giovani che non riescono a capire che di vita ce n'è una sola, che hanno bisogno di essere ascoltati. Prego Presidente Pederiva. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche Raffaella, e grazie per l'opportunità di parlare di Telefono Amico. Fare sistema tra le associazioni è fondamentale e ovviamente onore al merito Mirella per quello che sta facendo per cercare di coordinare, di far parlare tra di loro le associazioni. Non è il merito di Mirella, per carità Presidente, perché non abbiamo bisogno di re e regine, ma di collaborare tutti assieme. D'accordissimo, collaborare è la parola chiave. Nell'associazionismo siamo tutti quanti insieme per collaborare, per mettere insieme un po' delle nostre risorse per cercare di cavare qualcosa di buono da quello che riusciamo a donare alla comunità. Telefono Amico è in prima linea, ve lo dico fuori dai denti, siamo oberati di lavoro e anche noi abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano, perché la quantità di telefonate e di interventi che riceviamo è veramente dà un po' il senso, dà il polso della situazione della nostra società molto probabilmente. Pensate che solo Telefono Amico Treviso l'anno scorso abbiamo erogato 1300 ore di telefonate, cioè abbiamo ricevuto telefonate per 1300 ore. Sono tantissime persone che ci portano il loro disagio, il loro bisogno di compagnia, di solitudine, per carità, ma i problemi familiari, il disagio psicologico, la malattia psichica, ci sono tantissime problematiche che ci vengono portate. E in ogni momento della giornata ci sono almeno 2 o 3 telefonate che non riusciamo a rispondere perché non abbiamo risorse abbastanza. Pensate che in tutta Italia ci sono a volte anche 10 operatori contemporaneamente a ricevere telefonate e ancora non bastano. Siamo arrivati in questi anni, e dopo la pandemia l'abbiamo visto, perché dalla pandemia poi là è stata una cascata, è stata una slavina di un susseguirsi di eventi, di incrementi, di telefonate, di interventi. Là probabilmente è scaturito qualcosa in più da queste solitudini forzate, da questi bisogni non espressi delle persone. Quindi noi ora come ora mi sento genuinamente a cuore aperto di dire: chi se la sente di
affrontare questo tipo di volontariato, che diventi operatore di telefono amico. A novembre faremo partire l'ennesimo corso per diventare operatore, c'è veramente tanto bisogno. Grazie Presidente, ecco, è importante sentire anche la necessità di ascoltare, noi abbiamo bisogno di persone che ascoltino, abbiamo bisogno di tante persone che abbiano questa passione nel saper ascoltare, perché bisogna anche saper ascoltare. Allora sentiamo anche Raffaella Buziol, com'è la situazione, ecco, se qualcuno ti ha ascoltato io ti invito ogni tanto in maniera per capire com'è la tua situazione, perché sai che ti vogliamo molto bene, vi stiamo seguendo, ma soprattutto questa unione tra associazioni che facciamo vedere per cercare anche di aiutare un po' tutti, uno per tutti, tutti per uno, nel caso un tema specifico, ogni volta che facciamo qualcosa è per un tema specifico ma siamo tutti uniti. Com'è la situazione? Prego Raffaella. Allora, la situazione è una cosa positiva, il fatto di aver creato questa occasione delle associazioni che abbracciano le associazioni. Personalmente a me è servito molto perché ho potuto conoscere delle associazioni che mai da sola avrei potuto scoprire e neanche sapere come ad arrivare a conoscere. E quindi questo incontro per me è stato molto importante perché abbiamo, sì è vero, realtà diverse, ma poi alla fine che cosa ci accomuna? Il fatto che eravamo comunque soli, il fatto che comunque abbiamo un dolore che è collegato ad una voce che noi vogliamo far arrivare in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, a qualsiasi età, a qualsiasi persona che abbia la voglia di ascoltare e non sentire. Quindi per me gli eventi che sono stati organizzati e così come si presenta come dire, l'unione di piccoli pezzetti, mi viene da pensare che stiamo formando un bel quadro di tanti colori. Certo, è normale che gli eventi possano avere temi diversi perché stiamo vivendo nella vita situazioni diverse, ma alla fin fine non siamo così distanti nell'argomento. Cioè il dolore che io provo nel silenzio da parte dei vari sistemi è lo stesso, e vivo la disabilità conosciuta nell'adozione, è un dolore che non si può definire uguale o diverso, ma si chiama dolore, ha la stessa parola, quando l'associazione potrebbe essere vittime sulla strada, piuttosto che morti sul lavoro, piuttosto che la cosiddetta, passami il termine, povertà o la volontà di farsi sentire come sport. Allora vediamo anche se riusciamo a vedere anche la locandina che poi arriverà anche al Presidente Pederiva, se avrà piacere anche lui di collaborare. Avrei bisogno di fare anche 4 chiacchiere col Presidente Pederiva, glielo dico perché mi metterò in contatto. Presidente, ecco, per l'importanza di quello che sta dicendo Raffaella, di conoscerci, di aiutare insieme, di fare percorsi di strada assieme, perché il problema grande che abbiamo è che tutti abbiamo bisogno di persone, di volontari. Noi abbiamo bisogno di ragazzi, noi dobbiamo coinvolgere specialmente quei ragazzi difficili che poi, tra virgolette, l'importante è che loro forse hanno più bisogno di ascolto di altri, questa è la verità. Quando io ho detto a quel criminologo che ha avuto ospite, Presidente Pederiva, l'importanza delle parole che ha detto questo ragazzino quando era stato portato in caserma, il papà, ciao papino sono stanco, la dice molto lunga su quello che bisognerebbe fare anche con questi ragazzi. Là viene fuori tutta la fragilità di questo ragazzo che fino a 10 minuti prima era il bullo, il più forte, il più fotografato, il più social, che poi cade tutto in un secondo nel momento che ha il genitore di fronte e non ha più armi da giocare. Ecco, vediamo se riusciamo a mandare anche la locandina di domenica. Prego, Presidente Pederiva. Beh, è proprio per questo che come telefono amico abbiamo messo in piedi anche il WhatsApp amico, proprio per venire incontro ai giovani. I giovani hanno queste modalità espressive, sono magari più portati ad utilizzare lo strumento del telefonino anziché il telefono, e in effetti hanno preso d'assalto il servizio del WhatsApp amico, e nel WhatsApp amico ci portano delle tematiche che sono chiaramente versate più verso i giovani. Nel WhatsApp amico chiamano ovviamente, allora,
in telefono amico chiamano indistintamente uomini e donne, e anche nel WhatsApp amico maschi e femmine, ma i giovani sono preponderanti nel WhatsApp amico e ci portano molto spesso queste problematiche di difficoltà nel relazionarsi con i propri pari, con gli altri giovani o in famiglia, e con una preoccupante anche quantità ci portano anche dei pensieri suicidari. Sono delle situazioni che vanno gestite ovviamente. Noi siamo il pronto intervento psicologico, noi con una chat di WhatsApp non possiamo andare a salvare una persona o a cambiare l'andamento della vita di una persona, però possiamo andare a mitigare lo stato d'animo di quella persona, aiutarla a trovare le risorse per cercare un aiuto concreto, poi rivolgersi a parlare con il genitore, parlare con l'insegnante, parlare con l'amico con cui ha più fiducia, o rivolgersi direttamente con chi può dargli poi quell'aiuto. Manca proprio questo primo passaggio a chiunque, in realtà non solo ai giovani, anche alle persone più adulte, il sapere che ci si può rivolgere a qualcuno, puoi parlare con qualcuno, puoi andare a esprimere il tuo malessere con qualcuno. Già il fatto di parlare, di ventilare queste emozioni che sono forti, negative o positive non importa, sono comunque emozioni che logorano se rimangono dentro, e vanno espresse perché poi a lungo andare scaturiscono in malesseri anche fatti di cronaca, volendo. I suicidi purtroppo finiscono in 6ª pagina, 7ª pagina, 20ª pagina, ma sono tantissimi. I numeri che ci porta l'Istat, non solo i numeri degli interventi suicidari che andiamo noi a raccogliere, i numeri sono preoccupanti, e pensate che per ogni singolo suicidio che va a fine ci sono decine e decine di tentativi di suicidio, e per ogni singolo tentativo di suicidio ci sono decine e decine di stati di malessere dietro. Okay? È una situazione che permea nella nostra società, è una cosa che va sicuramente studiata. Ora, noi facciamo i volontari, noi ci occupiamo di raccogliere e diamo questi dati, questi nostri interventi agli psicologi, a sociologi, all'ULS, a chiunque ne ha bisogno, e facciamo presente, perché noi siamo un po' il termometro di questa situazione. I giovani vanno seguiti, vanno accompagnati, vanno anche coinvolti in queste attività. La solitudine è un grossissimo problema. Le attività sportive per i giovani, tanto di cappello a tutti quei comuni che stanno facendo queste attività per coinvolgere i giovani nelle attività sportive. Lo sport, il gioco sono gli strumenti principe per far crescere un ragazzo, non sono magari sufficienti, serve la famiglia, serve l'amicizia, serve la compagnia, insomma ci sono tantissime attività che possiamo fare per i giovani e insieme ai giovani. Allora, vediamo la locandina che è pronta, Presidente Pederiva, per far capire anche l'importanza di quello che sta dicendo lei. Noi dobbiamo ascoltare questi relatori, queste persone competenti che partecipano anche a questi eventi, per cercare di aiutare a trovare anche una risposta dentro te stessa, perché un ragazzo che muore, un ragazzo o sul lavoro o come diceva Raffaella, o in un incidente stradale, o perché si è suicidato, è sempre un morto per la famiglia. Cioè, in quel momento manca la persona, non è l'incidente che manca, o il lavoro o il suicidio, è che manca la persona che non c'è più e non ci sarà più. Perciò noi dobbiamo cercare di fare prevenzione proprio con queste associazioni, e lei ne rappresenta un fiore all'occhiello nella nostra storia, ma soprattutto cercare di prevenire, dove? Coinvolgendo la comunità, perché giustamente, Presidente, è vero che tanti sindaci fanno queste cose, ma poi si chiude il sipario alla domenica e finisce, e poi deve aspettare che un altro sindaco decida se ha voglia di fare qualcosa, o la parrocchia. Dobbiamo sempre aspettare che qualcuno si muova, invece dobbiamo muoversi tutti assieme, dobbiamo cercare di arrivare tutti assieme a questo ascolto. Ecco, sentiamo Luciano da Desenzano, poi sentiamo Raffaele e anche il Presidente che abbiamo, Loris Pederiva. Vai Luciano. Mirella, buongiorno ospite, ma se mi lasci parlare ti racconto cosa mi è successo. Sai che ho 77 anni e 6 mesi, no? Cosa mi è successo 20-25 anni fa per via di suicidio? Niente, stavo benissimo, nessun problema, non ho mai pensato
con le tragedie terribili che ho avuto, perché ho avuto un figlio malato, ma mai pensato, ancora adesso, io faccio una salita, no, in bicicletta, e l'ho fatta tante volte, altre salite, una mattina, ripeto, avevo 52-54 anni, no? C'è una salita di 100-150 metri e poi c'è un ponte fatto nel 1915 durante la prima guerra mondiale, qua vicino al lago. Lì arrivato sopra, dottore mi ascolti, mi sono appoggiato col piede, mi sono fermato e per 2 secondi mi è venuto da buttarmi. Nel 2006 c'erano i mondiali, vi ricordate? E sotto il giocatore della Juventus si è buttato dal 5º piano e non è morto e avrà guadagnato qualche milionata di euro come calciatore. Il cervello, dottore, per 2 o 3 secondi è andato, non so perché, ero sotto sforzo, diciamo. Ma ancora oggi, io ho 76 anni e 6 mesi, faccio salite ancora più forti di questa che ho fatto. Vi saluto, buongiorno, arrivederci. Grazie Luciano, anche ricordare, è molto importante ricordare questi episodi. Chissà quanti sarà capitato di dire adesso la faccio finita, poi magari la voglia di vivere è più forte di quella del morire, ma magari spero che non sia venuta anche a te qualche volta con tutto quello che hai passato, ma sai che ci siamo noi che ti vogliamo tanto bene. Prego Raffaella, come commenti sia quello che ha detto il Presidente Pederiva che la telefonata di Luciano? Prego. Allora, quando nella vita ci si presenta la disabilità come la mancanza di un figlio o di un familiare, sulle morti nel lavoro oppure nella strada o perché appunto c'è stata una malattia inaspettata, è chiaro che il dolore è forte, ma nel caso mio, quando ho incontrato la disabilità nell'adozione, il dolore e le lacrime si sono trasformate in una voglia di speranza di dare a mia figlia. La solitudine è un tema che mi sta molto al cuore, che io vivo quotidianamente con mia figlia, in particolare Lisa che ha 16 anni, che appunto ora è a casa e che mi chiede quando ci starò insieme a dei ragazzi femmine o maschi in maniera da imparare, poter parlare, confrontarsi ma mai scontrarsi per poter crescere, per essere felice. E la solitudine porta a farsi molte domande. Pensi, dottore, che mia figlia un giorno, proprio perché appunto la solitudine purtroppo la viviamo quando abbiamo una disabilità e utilizziamo la lingua dei segni, e mi diceva che cosa ne sarà della sua vita, mamma, che cosa mi succederà a me quando ci sarà la possibilità di stare insieme con gli altri, con i giovani. Allora, per esempio, le porto un esempio, quando le associazioni abbracciano le associazioni con Mirella e tanti altri relatori, è stato organizzato l'evento Incidenti Vittime sulla strada. Sono stati fatti vedere dei video, c'era la partecipazione realmente di mamme, di genitori e poi c'è stato l'intervento sia di un gruppo on the road di Bergamo che poi di un signore della protezione civile. Sì. Quell'intervento è stato un momento importante, io lo dico qui, non l'ho mai detto, per la mia vita, perché tornati a casa la sera le mie figlie, perché io ne ho 3 di figli, 2 femmine e un maschio, continuavano a dirmi: è stata una giornata bella, interessante, al prossimo evento noi vogliamo venire, tanto è vero che domenica prossima ci terranno a venire, perché si è trasformata la curiosità, per esempio Lisa che utilizza la lingua dei segni e che magari qualcuno potrebbe pensare che non è capace, non capisce, invece ha capito benissimo, è scattata lei la curiosità, in particolare oltre a sentire i genitori, oltre a vedere i ragazzi, anche di quel signore della protezione civile che raccontava di aver fatto una serata fino a tardi. Allora lei mi ha detto:
quando vai, e io ho fatto una promessa e ci tengo davvero con il cuore a dirlo, di a tutti che a me piacerebbe provare questo tipo di esperienza, perché anche io posso, come gli altri, sebbene parlo la lingua dei segni. A me ha emozionato molto ed è uno degli obiettivi che dico, ok, buttiamo via le lacrime, dai che ce la faremo. E soprattutto anche il video, mi ricordo che mi hai detto che aveva portato la polizia locale di Treviso, questi ragazzi che uscivano da questa discoteca, è stato un video che ha preso molto, perciò loro sono molto intrigati. Abbiamo Barbara da Vedelago, ciao Barbara. Ciao, sono Barbara Vedelago. Ciao, volevo salutare innanzitutto entrambe, la Raffaella, e ricordarle che è una mamma speciale e coraggiosa. E a te Mirella, che ci dai la possibilità di incontrarci le domeniche con le nostre conferenze, discutere delle nostre disgrazie in certo senso. Ed è vero quello che ha detto Raffaella prima. Siamo tanti piccoli pezzettini che assieme stiamo costruendo un bel quadro e tu ne sei la cornice. Cara. Volevo ringraziarvi e salutarvi, un forte abbraccio a tutti, ci vediamo domenica al nostro incontro. Cara Barbara, vedete, Barbara, come tante mamme, come dicevo prima al presidente Pederiva e lo ribadisco oggi, noi non abbiamo bisogno di re e regine e di principi e principini attorno. Noi abbiamo bisogno di fare questi quadri, come dice Barbara e come ha detto prima Raffaella, per fare capire l'importanza del quadro che uscirà. Ma il quadro deve uscire con la partecipazione di tutti, con l'umiltà di tutti, per aiutare, per fare prevenzione, per cercare di arrivare a quella politica che ancora non ascolta, questo grido di aiuto di questi genitori che non finiranno mai di soffrire, Presidente Pederiva, ma nonostante questo stanno cercando di rimboccarsi le maniche per cercare di capire, di far capire altre situazioni, che forse c'è qualcuno che ascolta, che sono questi genitori che hanno già patito, che stanno già soffrendo e che cercano di fare prevenzione. Prego Presidente, grazie Barbara, veramente commovente. Guarda, se sei commossa tu, ma siamo commossi anche noi, grazie. Prego Presidente Pederiva. Sì, grazie a Barbara del suo intervento, grazie anche a Luciano del suo intervento di prima. L'intervento di Luciano ci ricorda come il momento di sconforto può coglierti in qualsiasi momento. Lui ha avuto anche la forza di reagire, insomma, altrimenti non sarebbe stato al telefono con noi adesso. Quindi bravo Luciano, grazie al tuo intervento. Luciano ci ha anche raccontato di questo calciatore che ha tentato il suicidio, pur essendo ricco. Beh, insomma, lo diceva Kennedy, l'ex presidente americano, la ricchezza di un popolo non si misura col suo prodotto interno lordo. Avere soldi non vuol dire necessariamente vivere nel benessere. La solitudine è, come accennava prima anche Raffaella, la solitudine è un male che pervade un po' tutti quanti. Allora, la solitudine non è necessariamente una cosa brutta, esiste una solitudine sana, esiste il momento di preghiera per chi è religioso, esiste il momento di raccoglimento per chi vuole un po' fare ordine nelle proprie idee, ma esiste una solitudine forzata, una solitudine dolorosa. Quante volte ci siamo trovati in fila alla posta piena di gente e non avere nessuno con cui parlare e sentirci soli, o in sala d'attesa dal medico e sentirci soli, o avere qualcosa, un dolore da raccontare e non avere nessuno a cui raccontarlo. Questa è una solitudine che fa male, questa è una solitudine che va raccontata, e quindi grazie alle associazioni come quella di Raffaella, come quelle di cui abbiamo parlato, che fanno di tutto per far emergere queste situazioni che sono l'anticamera di
problemi ben più grandi nel lungo andare. Dovremmo imparare tutti quanti a prenderci cura di noi stessi con delle piccole attenzioni. Ognuno di noi sa quello che ci piace fare, quella piccola coccola che possiamo farci ogni tanto, altrimenti se non lo facciamo la nostra vita di tutti i giorni rimane pervasa dai problemi che viviamo tutti i giorni. Non lo dico io, lo dicono psichiatri e professori, questa cosa. Quindi grazie sicuramente per il loro operato, grazie Raffaella, grazie anche a Mirella che dà voce a queste associazioni. Abbiamo Tamara. Ciao Tamara, spero che stai bene stamattina. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Mirella, allora volevo salutare la signora Raffaella. Sì, la Raffaella è il tuo ospite e dirgli che è una mamma veramente speciale. Perché quando io vengo là, l'ultima volta che ero venuta da sola in Villa Margherita, vedevo Lisa che mi veniva sempre incontro e abbracciarmi forte forte, e io dico che quella cosa là mi è stato molto emozionante come sono adesso, però ho le gambe che tremano. Vuoi piangere stamattina? Vuoi? E sto cercando di non piangere. Brava. Però volevo dire anche al tuo ospite che è una persona, io lo ascolto poco, perché quelle volte che io oggi sono casi di infortunio, per quello ti guardo tutte le mattine. Però anche il suo ospite, non mi ricordo come si chiama perché ho una demenza, è una persona veramente speciale, perché penso di avere questa responsabilità qua tutti addosso. Si chiama Loris Pederiva, ricordati il nome, Loris, chiamalo Loris, penso che farà piacere anche a Loris. Loris, ecco, mi faccio piacere, complimenti a questa persona qua. Poi un'altra cosa, Mirella, io ogni tanto mi viene di dirmi voglio uccidermi. Lo sai che la situazione che ho io a casa. No, io sono sicura che tu non ti suiciderai mai. Sono proprio sicura di questo, guarda. No, però ogni tanto mi viene di Dai, Tamara, dai. Quando ti viene in mente chiama Loris. Hai il numero, perciò chiama Loris, che qualcuno ti risponderà. Chiama Mirella, chiama Raffaella, vedrai che siamo in tanti che ti rispondiamo, soprattutto Loris che può darti anche un aiuto, Tamara, che hai bisogno. Ecco, io penso, anzi dopo ti darò il numero se non ce l'hai, ma lo diremo anche in diretta per farsi ascoltare, perciò ti prego Tamara di chiamare Loris, mi faresti proprio un grande regalo. Comunque ti aspettiamo domenica, se non riesci ad arrivare veniamo a prenderti, ma penso che c'è l'autobus che proprio fa scendere davanti, comunque poi casomai ti riportiamo a casa perché devi essere ascoltata. Grazie Tamara, un grande abbraccio veramente, grazie chiama pure tranquillamente che ci fai piacere. Allora andiamo a vedere proprio l'intervento di Raffaella Buggiol a questo importante evento che abbiamo fatto a Villa Margherita, la voce di Lisa. Andiamo a sentire. Ogni giorno è una vita dove si incontrano persone che parlano questa lingua che sto usando adesso. Si chiama la lingua LIS, la lingua dei segni. Come dire, a volte è faticoso, è difficile, ma si può fare, si può provare. È importante con questa lingua raccontare a tutte le persone che ci sono Ci sono periodi difficili, succedono cose che non vorresti mai accadessero, però bisogna unirci perché un dolore profondo, un dolore di una mamma, di un papà, di un nonno, di una zia, di qualsiasi persona deve essere rispettato, deve essere sentito. Io sono una mamma che è diventata con l'aereo perché io ho fatto diventare vero un sogno che avevo dentro il mio cuore. Scusatemi se io parlo così, ma in questo modo io posso far arrivare i messaggi, parole, informazioni a quel mondo che qualche volta si pensa di non conoscere ma c'è, oppure si pensa che non ci sia. Io ho molto rispetto
per queste mamme, per questi genitori. A volte, grazie alla trasmissione di Sveglia Veneti, ho potuto vedere, grazie alla televisione, ho potuto sentire e anche tradurre alla figlia, ai miei amici che parlano una lingua che è questa, con le mani, e quindi loro hanno potuto sapere e conoscere, perché a volte succede che queste informazioni non arrivano. Io ho trovato in voi una forza che mi ha aiutato moltissimo, un po' nella mia strada, in queste lacrime che a volte scendono, però poi penso, no? Vi guardo, leggo negli articoli dei giornali e dico, vabbè, non sono sola e posso insomma essere insieme. Importante ascoltare, Presidente Pederiva, questa mamma che veramente ce la sta mettendo tutta per dare dignità al percorso di sua figlia che è ancora a casa da scuola, perché c'è qualcosa che manca nonostante 3 ricorsi al TAR vinti. Guardate, Raffaella ha portato tutto il plico di tutte le carte che in tutti questi anni ha cercato, ecco, di aver giustizia con queste carte, ma mi sa che ancora la giustizia deve ancora arrivare. C'è l'avvocato Pavaneto che la sta seguendo attentamente e altre realtà. Allora, Presidente, ecco, cosa vuole dire a questa mamma che non è ascoltata, Presidente? Questa figlia che dice che fine farò mamma, ha adottato 3 fratellini per non dividerli e poi si ritrova in queste situazioni, anzi passa come una rompiscatole. Cosa vuole questa mamma? Crede di avere solo lei problemi? Prego, Presidente, cosa vuole dire Raffaella? Beh, io non so se Raffaella si ricorda, ma l'ho conosciuta una sera a Villa Margherita, quando ci siamo incontrati. E ha tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, ovviamente. Io non conosco nel dettaglio per filo e per segno quello che è successo, sì, conosco la storia e Raffaella sicuramente è un esempio. Allora, la cosa che mi ha colpito di più sicuramente è il suo modo di comunicare tramite il linguaggio dei segni. È una cosa che ci accomuna molto in realtà, perché anche noi cerchiamo di comunicare in tutti i modi possibili con le persone che potrebbero avere bisogno di un nostro intervento. È per questo che abbiamo la mail amica, il WhatsApp amico, il telefono amico, ovviamente, perché comunicare è la base di tutto quanto, è la base del nostro operato e la base dell'operato anche di Raffaella. Quindi posso solo dire complimenti Raffaella e continua così. E a Tamara, Presidente, cosa diciamo a Tamara? Tamara, diamo il numero di telefono così Tamara può chiamare quando ne sente il bisogno. Il numero di telefono... Eccolo là Tamara, guarda. Il numero di telefono è questo, 02 23 27 23 27. Chiama quel numero là, Tamara, promettimi che lo farai perché sono sicura che ti farà bene. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Io posso solo fare i complimenti alla signora e al signore che è in collegamento, perché hanno un coraggio e una forza che veramente è allucinante, si prestano, meno male che ci sono queste persone. Per quanto riguarda, io se abitassi a Treviso, Mirella, verrei a tutte le manifestazioni, purtroppo abito a Padova e i mezzi sono quelli che sono. Volevo dire una cosa sulla solitudine, è vero, c'è tanta gente sola, io me ne accorgo e l'avevo già accennato Mirella in qualche altra trasmissione tua, che vedo la voglia di comunicare, ma non solo gli anziani, anche i giovani. E io posso dire, forse caratterialmente sono così, io ho un'età matura, molto matura, ma non me ne frega niente, io ho la vitalità, la voglia di vivere, anche se la mia vita non è stata rose e fiori, ma non voglio parlare di me, perché non mi va. Voglio solo dire che hanno bisogno di comunicare. Io vedo, se vado a bere il caffè dove vado sempre al bar, la commessa che magari la vedo un po' triste, la signora anziana, c'era una vecchietta, dico solo questo caso, l'anno scorso, che passava e siccome era rimasta vedova, la pensione gli bastava appena, cioè non riusciva neanche a mangiare.
E io un giorno ero lì sola che prendeva un caffè e ha detto alla titolare del bar: glielo pago, sa, era dignitosa sta signora, non sembrava una barbona, anzi proprio per niente. E beh, allora quelli del bar la facevano mangiare tutti i giorni. Lei può ordinare quello che vuole. Io quando la vedevo alla mattina gli offrivo il cappuccino, il caffè con la brioche. Cioè, io credo che il Dio denaro deve essere anche utile, ma non è questione di cifre, può essere anche 1 euro, 2 euro, che uno si sente. Poi volevo, tra parentesi, Mirella, la settimana scorsa, perché è una settimana che cerco di chiamare, non riesco mai a prendere la linea, ho parlato delle 2 parrucche che io ho, sì? Però io non ho dimestichezza, Mirella, con il telefono, cioè io riesco ma non più di tanto. Vabbè, ti faccio chiamare io, ti faccio chiamare, ecco, ti faccio chiamare. Mi fai chiamare che magari mi fa un messaggio prima, io la richiamo. Va bene. Ti ringrazio Sandra, farò io e ti ringrazio anche di questo aiuto che darai, di queste 2 parrucche che sono molto importanti anche per la nostra Tosato, che sicuramente andranno a buon fine, perciò vedete come siamo veramente tutti quanti uniti per cercare di aiutare. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di telefono amico, vediamo il primo video che fa capire anche cos'è telefono amico, andiamo a vedere. Allora, abbiamo visto la presentazione di questo importante telefono amico di Loris Pederiva, abbiamo visto come diventare operatore e adesso andiamo a vedere, pensate cosa fa questo presidente assieme alla squadra, prevenzione al suicidio, andiamo a vedere. Hai problemi veri, come schiaffi, un sacco di problemi. Le tue preoccupazioni ti tolgono il fiato.
A volte c'è confusione, troppa. Nessuno capisce come stai, neanche chi sei. Che stanchezza. Ti viene voglia di andartene, di sparire. Ma la tua vita conta. Conta anche per me. Per me. Per me. Per me. Per me. E per me. La tua vita conta per tanti attorno a te. Facci caso. E conta anche per te. Perché è qualcosa di tuo. Qualcosa di prezioso che se noti non torna più. E che cambia, che può sempre cambiare. Anche quando sembra che vada tutto storto. La tua vita conta! Allora, sentiamo il Presidente come commenta questi video importanti per far capire l'importanza anche questa mattina di ascoltare e di rendersi utile anche con la sua associazione. Prego Presidente, complimenti. Grazie Mirella. Ci tengo a puntualizzare, non è il telefono amico di Loris Pederiva, il telefono amico è di tutti quanti i volontari. Ma oggi è lei qui e perciò il merito va a lei che è il Presidente, perché è vero però Presidente bisogna tenere anche la barra dritta, non è mica semplice la storia. Anche Prego. questo è vero. Sì. Come avete visto nei video, telefono amico, quelli che avete visto nei video sono volontari di telefono amico. Il volontario di telefono amico è una persona qualunque, tra virgolette, a parte questo pregio di essere un volontario. Siamo impiegati, siamo operai, siamo casalinghe, siamo manager o siamo studenti, siamo tutte quante le persone possono diventare, se lo vogliono, operatori di telefono amico. E diventare operatore di telefono amico è un percorso, perché ovviamente non è una cosa che ci si improvvisa, non si prende in mano una cornetta e si diventa operatore. C'è un percorso da fare, c'è tutto un percorso teorico intervallato da colloqui, c'è un tirocinio, ma è un percorso che intanto eroghiamo in totale gratuità, come anche il nostro servizio come operatori è totalmente gratuito. E è un percorso bellissimo da fare, è un percorso che ti aiuta a mettere in prospettiva il tuo essere, le tue gioie, le tue sofferenze, ti aiuta a relazionarti e ti insegna delle cose molto importanti su come funzioniamo, su come dovremmo relazionarci un po' tutti quanti. C'è tanto bisogno, sì, di operatori. Avete visto in un video c'è un telefono che suona da solo perché non c'è nessuno che va a rispondere. Abbiamo bisogno di operatori, è un invito che vi faccio veramente a braccia aperte, siamo disposti ad accogliervi. A novembre faremo partire a Treviso un altro corso per operatori, il corso per operatori dura circa 5 mesi e è un corso che vi consiglio vivamente perché è bello e costa praticamente niente. Senta Presidente, non è che forse abbiamo corso un po' troppo, perché io sarei anche un po' stanca di dare tutta la colpa alla pandemia. È la pandemia, è la pandemia. Non è che invece abbiamo corso un po' troppo e adesso qualcuno ha iniziato a fermarsi e dietro a questo qualcuno sono diventati tanti, specialmente i giovani, ma io penso anche i diversamente giovani, che riescono forse a comunicare meno, non riescono a dire veramente quello che pensano perché ormai non li ascolta più, perché mentre il giovane ha anche queste modalità di questa nuova tecnologia che lui adopera molto bene, diversamente giovani, se non li conosciamo, non hanno niente, non sanno come comunicare, tanto è vero che aprono le case, è il primo che passa loro lo fermano, parlano, senza pensare che dietro l'angolo magari c'è un nemico, bisogna stare molto attenti, lo dico ancora, attenzione anche col telefono, Presidente, perché anche il telefono sta diventando un nemico per certe persone. Ecco, saper ascoltare invece, prego Presidente Pederiva. Pensate che un quarto delle telefonate che arrivano a telefono amico sono proprio per soddisfare un bisogno di compagnia. Anziani che chiamano, anziani che sono soli a casa. E oltretutto un'altra attività che facciamo come telefono amico Treviso è chiamiamo noi gli anziani a casa.
questo in collaborazione con il Comune di Treviso e con l'ULS, quindi lo facciamo solo per la zona di Treviso. E quindi c'è un progetto dell'ULS che in realtà è un progetto di calibro nazionale, che è il sorveglianza e il passi d'argento, dove si va a monitorare praticamente lo stato, il benessere psicofisico degli anziani, e noi lo facciamo come attività di volontariato, questo, quindi chiamiamo a casa gli anziani. Ma vede, Presidente, bisogna anche conoscere però il nome dell'anziano, perché è inutile che riempiamo la bocca che siamo 7.500 associazioni di volontariato se poi non riusciamo ad arrivare all'anziano che ha bisogno perché non conosciamo il nome. Eppure un nome, un cognome, un numero civico, sa dove abitano perché le tasse le paga, e perciò io lo trovo scandaloso che ancora con la burocrazia con questa privacy, che dove serve non la mettono, dove non serve ecco c'è, è una cosa veramente inqualificabile per un momento così delicato. Cosa dici, Raffaella? Sì, io ne approfitto a fare i complimenti di questo ultimo video che mi ha molto incuriosito e che le devo dire, colgo l'occasione di essere informata perché ancora una volta non sapevo di tutte queste cose. Nel senso, è vero, ci eravamo conosciuti in un evento a Villa Margherita, ma il tempo, la situazione, tutto il resto non ho avuto modo di approfondire e sono felice di aver avuto modo di rivederla. Speriamo, se è libero, magari Presidente, se domenica alle 17 riuscirà ad arrivare Maria Villa Margherita, che arriverà alla locandina, se avrà piacere di incontrare, se è libero, perché anche lui con gli impegni che ha non sapremo, però l'importante è capire che qualcuno inizia a muoversi, e anche questa trasmissione che vi aiuta a capire che cosa abbiamo nel territorio di utile. Prego. Perché il corso magari potrebbe essere interessante, butto così l'idea, anche perché io ho mia figlia che ha 17 anni e qualche mese, quindi magari potrebbe essere un'opportunità, perché sa, è una doppia risorsa questa occasione, il fatto di imparare qualcosa, di essere utili agli altri, ma quando si è utili agli altri si impara molto anche per se stessi, quindi non è mai tempo buttato all'aria. Lo dico perché io sin da giovane età, insomma, i miei genitori mi hanno sempre insegnato di far volontariato. Mi piacerebbe con la mia realtà, l'associazione La Voce di Lisa, ma come persona, come mamma, come una persona che ha toccato la realtà del silenzio, questa voce che spesso, questa lingua che spesso non si conosce, poter magari pensare ad un'opportunità anche per questo settore, perché la solitudine è molta, hanno bisogno molto di parlare e magari unendo idee diventa utile. Ai giovani questo corso, se lei magari mi potrà far avere anche le informazioni, mi piacerebbe metteremo in contatto avere anche col numero. Ricordati i numeri e poi te li faccio anche avere. Allora andiamo a vedere anche questo intervento adesso invece di Lisa, che era a Villa Margherita con i suoi genitori, con questa famiglia meravigliosa, perché quando parte Raffaella parte tutta la famiglia, anche i nonni, delle volte anche le nonne, che salutiamo, e perciò andiamo a vedere la voce di Lisa. Buongiorno, il mio nome Lisa, io vorrei andare. Perché? Cosa faccio? Cosa? Aiutatemi. Grazie mille. Cara, un grande abbraccio a Lisa e a tutta questa famiglia meravigliosa. Capite perché stiamo vicino a questa mamma che sta lottando con le unghie e con i denti per lei, per i suoi figli, per avere giustizia, per avere quello che gli aspetterebbe di diritto, lo studio. Ecco, lo studio che è fondamentale per Lisa. Adesso speriamo che parta anche questa scuola del fumetto per il centro estivo, come abbiamo fatto da 2 anni a Villa Margherita. Adesso forse lo sposteremo al parco dello Stolga a Sant'Artemio, sempre se ci daranno l'autorizzazione, che là c'è punti e domande incredibili. Comunque noi ce la metteremo tutta, perché è un ente pubblico e l'ente pubblico deve dare risposte positive, non negative, e deve essere di tutti, non di qualcuno e basta. Allora, Presidente, come ci saluta Presidente Pederiva?
Beh, io vi saluto intanto ringraziandovi ancora per quello che fate, sia Mirella sia Raffaella. L'invito accorato di provare a fare il corso per diventare operatore di telefono amico, c'è tantissimo bisogno, e auguro a tutti quanti una meravigliosa giornata. Grazie Presidente Pederiva. Raffaella, come ci saluti? Ci saluto dicendo che la voce di Lisa va avanti, che la sinergia associazioni abbracciano le associazioni per me è un'occasione importante, che in questo momento guai a chi mi ferma. Ringrazio per questa occasione di aver rivisto una persona, insomma, che mi ha insegnato ancora una volta tante cose nuove, e colgo l'occasione per, come mamma, di dire domenica sarà un'occasione bellissima per parlare delle morti del lavoro. Ci saranno mamme, ci saranno famiglie che racconteranno che cosa hanno vissuto, ci saranno relatori, ci saremo tutti noi. Vediamo la locandina, grazie. E vi aspettiamo numerosi, perché è rivolto a tutti, e anch'io porterò Lisa, la mia famiglia, perché è importante conoscere. Importante conoscere, abbracciarci, condividere anche il dolore, a volte un dolore muto, terribile, e anche piangere, come diceva questa mamma che è venuta in trasmissione, che alle volte anche il pianto aiuta e non è da vergognarsi piangere. Grazie anche a Raffaella Buzziò di essere stata con noi, ancora grazie a Loris Pederiva. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza un amico, Tullio Giacomin, presidente cooperativa sociale Quadrifoglio. Tullio Giacomin è una persona conosciutissima a Treviso, penso che sia stato proprio il primo a partire per dare aiuto alle fragilità, il primo in assoluto, penso, quasi oppure uno dei primi. E no. Saluto anche Andrea Gregori da Vicenza, segretario Nursing Vicenza, professioni infermieristiche. Grazie anche a lei, Gregori, di essere qui con noi. Parleremo di sanità, di professioni. Infatti Tullio Giacomini diceva forse anche a me sarebbe molto utile avere un infermiere nella mia attività. Allora iniziamo proprio con Tullio Giacomini. Grazie a voi e ai telespettatori. Grazie. Allora Tullio Giacomini, tu so che questa mattina vuoi parlare anche di diversamente giovani, come li chiama la Mirella, ecco, di queste persone che forse dovremmo ascoltare di più. Prego Giacomini. Gli argomenti su cui parlare sono un'infinità. Comunque buongiorno a tutti gli ascoltatori da parte mia. Sì, dicevi che era una delle prime comunità nate nel Veneto, è stata invece la prima, non mi risulta che ce ne siano state di precedenti. Noi nasciamo nell'80, negli anni 80, e la mia entrata in questo mondo è stata puramente casuale. Io sono arrivato attraverso un incontro. Ho incontrato un giorno, per vari motivi, 4 persone. 2 erano disabili, una era una professoressa in pensione che si dava molto da fare per aiutare queste persone, e l'altro era un ragazzo obiettore di coscienza. Queste 4 persone avevano un'idea, era un po' strana questa idea per conto mio. Noi, la mia generazione almeno, non conosceva la disabilità, o comunque non conosceva l'entità della disabilità e quello che di problemi nasceva dalla disabilità. Quindi queste persone, queste 4 persone, mi parlarono di una volontà di fare degli spazi dove gestire la loro vita, e parlavano di autonomia economica e gestionale. Dico la verità, io li ho ascoltati con molto interesse, però mi sono reso conto subito che la loro era un po' una fantasia, una cosa difficile da realizzare, però era un'apertura a un nuovo concetto di vita per la disabilità.
Quindi ho deciso di fermarmi con loro e cercare di aiutarli. Premetto che io non avevo nessuna preparazione in merito, io nella vita ho sempre fatto il commerciante, ho avuto la mia famiglia che ho ancora con figli e nipoti e questo era un dedicarmi a queste persone per una questione forse anche culturale. Io ho avuto una famiglia molto, molto generosa, la mamma, il papà erano persone molto apprezzate nella nostra realtà abitativa e mi hanno insegnato che bisognava rispettare tutti. Poi maturando ho cominciato a frequentare, innanzitutto ho studiato un collegio Pio X, dove credo di essere uscito più con una cultura sociale che con una cultura professionale o comunque scolastica. Là ho imparato tante cose, ho incontrato delle persone fantastiche che ti parlavano effettivamente di quello che poteva essere il futuro, che non era solo una possibilità di guadagno, di soddisfazioni, di carriera o robe del genere. Era anche un entrare nella vita dove incontravi altre persone che con lo stesso tuo scopo vivevano la vita. Ho letto e riletto i diritti dell'uomo, quell'atto scritto nel 1948 dove si parlava che ogni uomo nasce libero e con dignità e con pari dignità. Per me è sempre stata il focus del tuo percorso. Sentiamo anche allora Andrea Gregori, ecco, questo segretario che fa una professione veramente che sposa benissimo quello che ha detto il nostro Tullio Giacomini: dare dignità all'uomo, dare dignità all'ammalato, indipendentemente chi è, di che colore è e di quanti anni ha. Prego, com'è la situazione, Gregori? Perché noi siamo molto confusi, sa. Noi sentiamo una sanità eccellente, dobbiamo ringraziare il territorio, ma la paghiamo anche, non è che ce la regalano, è pagata paghiamo per avere una sanità che dia dignità. Com'è la situazione, segretario? Allora, per quel riguarda il tema del vostro ospite, che è sicuramente un tema che riguarderà gli anni futuri di tutta la nostra nazione, perché l'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto e i bisogni di salute con l'invecchiamento della popolazione sono diciamo aumentati a livello esponenziale. Dobbiamo chiederci se c'è ancora uno Stato sociale ed anche una regione che è in grado di far fronte a questo fenomeno. Io penso che le associazioni come quelle del signor Giacomini, altre associazioni, siano una spina dorsale nel poter aiutare la disabilità crescente che le persone andranno a incontrare nel futuro della propria vita con l'invecchiamento. Non siamo messi bene, questo lo dicono anche i principali attori del sistema delle case di riposo del Veneto. Stiamo dando una risposta che è sostanzialmente a pagamento e questo non tutti se lo possono permettere. Dobbiamo anche pensare che le future generazioni andranno in pensione con delle retribuzioni che non copriranno assolutamente le rette delle case di riposo, piuttosto di un centro diurno, piuttosto che di altri servizi. Noi dal punto di vista degli infermieri queste cose le vediamo da dentro ed è un allarme sociale importante e che può essere ripianato solo con un aumento della spesa sociale e sanitaria, soltanto che le politiche di questi ultimi anni stanno andando esattamente nella direzione contraria e questo è fonte di grande preoccupazione, perché anch'io, anche i miei familiari saremo gli anziani del domani, inevitabilmente andremo incontro a delle disabilità o comunque delle limitazioni delle nostre funzioni di vita
e c'è bisogno di uno Stato sociale che ci sostenga su questo. E ripeto, l'allarme che arriva da chi vive da dentro queste situazioni e vede l'evolversi della situazione non è come dire un elemento roseo del futuro di tutta la popolazione, sia del Veneto che della popolazione italiana, perché ripeto, l'invecchiamento è un grande tema e se su questo tema non si fanno investimenti, ognuno verrà lasciato al proprio destino. Allora, segretario, quello che però io vorrei discutere con lei, poi anche con Tullio Giacomini, è che qualcuno qua sta passando il cerino. Allora, gli amministratori locali, i sindaci, hanno cercato di fare anche rete, ma lo dicono qui davanti alle telecamere quando li ospiti, e quasi tutti, che non sono minimamente ascoltati. Anzi, loro che hanno questo cerino in mano, che scotta più di tutti gli altri, sono quelli che hanno la coperta più corta per aiutare queste realtà che sono le famiglie, le persone. Poi passiamo a livello provinciale, non si riesce neanche a capire se abbiamo una provincia o no, cosa fanno in provincia, siamo in un limbo totale, coree, regine, principi e principini che non riusciamo a capire che risposte danno al territorio perché nessuno dice niente. Passiamo a livello regionale. A livello regionale sia la maggioranza che l'opposizione continuano a incolpare, la maggioranza continua a incolpare Roma, la minoranza continua a incolpare la regione, passano il cerino, però risposte non ce ne sono. I fondi del PNRR, che erano destinati tantissimo al terzo settore, soprattutto anche al sociale, sono stati destinati al cemento e infrastrutture. Ma chi se ne frega delle infrastrutture se poi dentro io ho il vuoto, che non ho il personale? Io dico tutte le mattine, segretario Gregori, che a me non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro oppure l'apparecchio di ultima generazione se non c'è la figura umana che gestisce il tutto. Non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo niente. Le case di riposo con rette altissime che pochissimi riescono a entrare, difficile, ma soprattutto che non c'è l'ascolto che si dovrebbe avere anche per le fragilità. Perché quando parliamo di fragilità non possiamo parlare solo di diversamente agili, perché tutti possiamo diventare fragili nel momento che stiamo male, ma chi se ne frega del bellissimo intervento se poi vado a casa e sono da solo e nessuno mi aiuta a superare questo, perché siamo in tanti e non riescono a dare risposte, mancano medici di famiglia. Allora, segretario, cosa vuole dire? Si può andare avanti così, passare sempre questo cerino? Ma io dico, e poi la faccio parlare perché è giusto anche sentire la voce del popolo che è la mia, ma prima la regione non si era accorta che avevamo questo problema, cioè abbiamo dovuto non avere più medici di famiglia, non avere più infermieri, non avere più risorse, abbiamo sentito la mamma ancora la bambina a casa perché non sono gli insegnanti di sostegno, non abbiamo docenti. Cioè cos'è successo, segretario? Perché lei ha vissuto, cioè prima di svegliarsi mai, visto che avevano anche le date di chi sarebbe andato in pensione. Prego. Allora, noi siamo stati accusati, organizzazioni sindacali, vari interpreti del settore, di essere 10-15 anni fa le Cassandre, quelle che prevedevano un futuro nero per la sanità, per lo stato sociale, per le disabilità, per il sostegno agli anziani. Non eravamo delle Cassandre, eravamo semplicemente dei realisti che dicevano che il sistema così non regge. Siamo stati inascoltati, assolutamente, e qui la responsabilità non è che c'è un cerino più grande dell'altro, qui la trasversalità delle responsabilità copre tutto l'arco costituzionale del Parlamento e delle regioni, assolutamente. Quello che è successo con i medici di medicina generale, quello che è successo con gli infermieri, cioè quello che succederà a breve anche con gli operatori sociosanitari, tutte professioni che non c'è alcuna programmazione perché non sono più appetibili, nessuno vuole più fare questa professione perché li abbiamo messi nelle condizioni di non renderle più appetibili. E non sto parlando perché sarebbe semplicistico dire che è solo la parte economica
che tiene lontano i professionisti da queste professioni. È un sistema che sta stritolando la vita di questi professionisti. Non è più solo una questione economica, è una questione anche di dignità del lavoro, e a un certo punto anche chi lo sta facendo sceglie di farlo in ambienti più sereni. Certamente la prima linea di un pronto soccorso, un medico di medicina generale con 1800 assistiti non ha più una dignità della vita e quindi rinuncia a questo lavoro. Ma questo è un sistema che ci sta portando a queste dismissioni del servizio pubblico in maniera mirata, e lo dico con cognizione di causa, perché quando il sistema economico di una famiglia non regge più il peso di dover pagare una retta o comunque di doversi pagare le prestazioni che una volta venivano eseguite in tempi brevissimi nel Servizio Sanitario Nazionale, ora te le devi andare a pagare nel sistema privato, ci sta spingendo tutti a quale sistema? Al sistema assicurativo. E allora dobbiamo parlarci chiaro e non prendere più in giro la gente. Noi li stiamo portando come sistema a doversi sottoscrivere delle assicurazioni, e le assicuro che non copriranno tutto malgrado quello che paghi. Gli italiani non si stanno rendendo conto di cosa stanno perdendo, e questo me lo dice qualche amico. No, segretario, non sono d'accordo. Noi ci rendiamo conto, gli italiani si rendono conto. Il problema è che non abbiamo armi. Non abbiamo armi, Presidente, segretario, non abbiamo armi. Ci hanno tolto addirittura la preferenza nel voto. Non abbiamo neppure più la preferenza. Vengono calati dall'alto sui listini bloccati a livello nazionale. Guardate cosa sta succedendo in Europa. Chi stanno mettendo in Europa? Guardate, con tutto quello che abbiamo detto, che aveva bisogno di tanta competenza. Ma chi se ne frega se uno ha lavorato 30 anni in regione? Ma cosa hai prodotto? Cosa hai fatto? Guardiamo il curriculum, che è importante, la competenza. Tullio, tu hai vissuto anni dove la politica, se non altro, riusciva almeno ad ascoltare un po' di più. Qualcuno dice beata la democrazia cristiana di una volta, perché almeno lasciavano un po' di ciccia. Qui si rinteazza neanche gli ossi. No. Ecco, qui si porta via tutto e la gente non ha voce in capitolo, non c'è niente da fare. Mi piace l'entusiasmo di Mirella. Mi piace moltissimo, e ha ragione, la politica che si faceva a noi ai nostri tempi era passione. È poco da dire, sì, c'erano queste mance date in giro, ma erano per aiutare il partito, e il partito formava il suo rappresentante, e quando uno arrivava a essere consigliere comunale attraverso il partito era uno che conosceva la realtà in cui andava, conosceva la città che doveva assieme agli altri gestire, e quindi aveva voce in capitolo. Io posso dire una cosa, io ormai sono molto anziano, direi vecchio, è inutile nasconderci. Io ho visto, per esempio, nel caso mio dell'evoluzione della comunità, ho visto sempre andare in tempi migliori. Naturalmente all'inizio erano porti di mare dove arrivava di tutto e di tutti, e era una gestione, diciamo, quasi a livello familiare, quando era una buona gestione, ma poi piano piano ci si incontrava con le autorità, si facevano delle proposte, le famiglie cominciavano a coalizzarsi e quindi a fare fronte comune, e la disabilità ha avuto delle risposte effettivamente buone. Oggi la mia comunità ospita una trentina di persone, 15 a tempo pieno e 15 a diurno. Io ho delle OS e degli educatori effettivamente validissimi, e devo dire una cosa anche a livello personale, per cui ho avuto bisogno di assistenza medica e ospedaliera. Devo dire che queste persone sono effettivamente degli eroi, è inutile dirlo.
i nostri OSS, i nostri infermieri, i nostri educatori che lavorano in questi ambienti sono veramente degli eroi. Ragazzi e persone che si impegnano, che dedicano il sentimento, cioè rispettano la persona perché è una persona. Non è l'ammalato, non è quello che viene a rompere l'anima, è una persona che va curata. E devo dire che c'è molta passione in queste persone. Poi naturalmente c'è il fenomeno dell'economico. Capisco benissimo che economicamente non sono trattati a buoni livelli. E questo è il problema che purtroppo ci porta a invocare una migliore qualità delle persone che gestiscono il nostro paese. Gregori, prego. Assolutamente, cioè, non è che mi dimenticassi della qualità della, come dire, della dirigenza politica. È evidente che, voglio dire, una mancata programmazione, una mancata visione è figlia di una politica che non ha guardato al futuro ma guarda all'oggi e basta. La politica si è troppo personalizzata, è entrata in uno schema in cui non riesce a guardare al giorno successivo ma vede solo l'interesse del momento. Gli statisti erano quelli che guardavano alle generazioni future, oggi di statisti non se ne vedono, si vedono persone che giocano intorno alla loro singola esistenza, al loro singolo interesse e non vedono in là una prospettiva futura della propria nazione, della propria regione, della propria comunità. Questo è ormai un dato di fatto. Come diceva Mirella, non abbiamo nemmeno più la possibilità di sceglierceli, perché il fatto di andare a votare su listini bloccati vuol dire che la classe dirigente è già stata selezionata dal partito. Il problema è che non hanno una classe dirigente, cioè non abbiamo più una classe dirigente politica degna di tale nome. Grazie Gregori di essere d'accordo con Mirella, ma quando è d'accordo con Mirella le posso assicurare che è d'accordo con quasi tutto il popolo italiano, non solo il nostro, perché questa è la realtà da nord a sud. La posizione è che io la devo vedere anche da più punti di vista, la vedo anche da chi ci lavora all'interno. Conosco alcune dinamiche di ciò che succede all'interno e di quello che vediamo tutti i giorni, ma poi sono perfettamente conscio del contesto sociale in cui vivo. Abbiamo Giulia da Venezia. Ciao Giulia. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là, Mirella. Perché, Mirella, volevo complimentarmi con la tua trasmissione, perché porti sempre ospiti meravigliosi. Siccome, Mirella, l'hai portato ancora il presidente Tullio Giacomini. Tullio, dottor Tullio, sì. E volevo, Mirella, ringraziarlo per tutto quello che fa, che ha fatto e che farà, perché, Mirella, guarda che lui ci ha messo l'amore, il cuore e la passione. Perché ci vogliono queste tre grandi doti, Mirella, perché lui raccontava che è venuto fuori dalla famiglia, è veramente la famiglia, Mirella. Anch'io avevo una mamma, Mirella, che non lo so. E allora volevo ringraziarlo, Mirella, ringraziarti anche te per tutti questi ospiti bravi che porti, anche il dottore che hai là, l'infermiere, quello che è. E salutarlo, gli auguro un mondo di bene, signor Tullio Presidente, per quello che ha fatto. E vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Grazie cara la nostra Giulia. Ecco, questi sono i nostri diversamente giovani, vedi, che riescono a capire i messaggi. Andiamo a vedere cosa fa Tullio Giacomini, perché quello che avete visto, no? Adesso guardiamo cosa fai. Oltre a quello che ha detto, andiamo a vedere che organizza anche i concerti con i giovani, non solo con i diversamente giovani. Andiamo a sentire.
Avete capito cosa fa anche Tullio Giacomini? Ma soprattutto avete visto i bravi ragazzi che li abbiamo, perché io ne ho 2 scatole piene di questi 4 bulletti di Baby Gang, e sono 4 bulletti, rispetto a questi esempi bravissimi di ragazzi che Tullio finalmente, perché si è chiuso come un riccio anche io, era mica facile portarlo fuori, perché lui è così. Avete visto cosa fa? Ecco, la passione, si parlava prima, la passione anche di far crescere questo ragazzo con la cultura, con la musica, con l'arte. Prego Tullio. E complimenti. È stato 20 anni fa, anche questa è un'occasione così cadutami in testa, ma con molto piacere. Ho conosciuto degli insegnanti di musica e si parlava di mettere assieme dei ragazzi e cercare di combinare un'orchestra per togliere sti ragazzi dalla strada, da altre soluzioni che forse erano meno soddisfacenti. Infatti in 20 anni credo siano passati attraverso questa realtà più di 1000 ragazzi. Si trattengono quelli dai 10 ai 20 anni e con loro in genere si combina un'orchestra di 100 ragazzi, da 90 a 100 ragazzi. Abbiamo fatto di media 10-12 concerti l'anno in varie parti del Veneto. Qualche volta abbiamo anche scavalcato il Veneto e abbiamo suonato una volta a Milano, una volta a Modena, ed è una cosa che mi dà molta soddisfazione perché vedo dei ragazzi in cui si può credere. Se quei ragazzi, il futuro per quei ragazzi è un futuro senz'altro di impegno. È un futuro che darà soddisfazione anche a noi anziani che vediamo questi risultati. Perché è bello vedere una gioventù che si dà da fare, che cresce, che non sbanda, ecco, che è impegnata. Sono i bravi ragazzi. Allora adesso andiamo a vedere questo servizio invece che ci ha mandato Gregory. Su questo bilancio sanità stiamo parlando del 3 gennaio 2024, poi lo commentiamo con Andrea Gregory. Andiamo a vedere. In Italia la percentuale di infermieri ogni 1000 abitanti è di 6,2 unità, un valore che mette il nostro paese al 4º posto in Europa. È il primo dato critico messo in risalto dal sindacato Nursin nel suo bilancio annuale, derivato dall'analisi sul rapporto osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Un valore medio nazionale confermato anche per il Veneto, che per la nostra regione rappresenta un'ulteriore criticità. Abbiamo un rapporto infermieri ogni 1000 abitanti che è di seconda fascia e non di prima,
siamo assieme a regioni tipo la Sardegna, siamo circondati da regioni tipo Friuli, Trentino ed Emilia-Romagna che hanno un rapporto migliore, si rispecchia rispetto al numero di medici. Il Veneto è nella fascia più bassa rispetto a tutte le altre regioni italiane. Secondo il Nursind la regione ha un problema di attrattività di sistema. L'alto valore del rapporto infermieri-medici è un dato fuorviante che non punta alla qualità dei servizi. Il Veneto delle eccellenze mediche specialistiche non basta, secondo il sindacato, per offrire una prospettiva positiva agli utenti nei prossimi anni. Sicuramente sono invidiate in tutta Italia. Quello che ci preoccupa veramente è quello che succede prima e dopo questa atto di eccellenza che non regge, non c'è la presa in carico. Se pensiamo che abbiamo 670 zone scoperte di medici di medicina generale con più di 1 milione di utenti e di cittadini veneti che non hanno un medico di medicina generale, si capisce che l'atto chirurgico in se stesso non risolverà mai questo problema. L'assalto ai pronto soccorsi verificatosi anche durante l'ultima festività è un segnale preoccupante che potrà ripetersi sempre più spesso se non verranno governate le chiusure di massa degli ambulatori nei periodi critici. Fondamentale sarà rendere la sanità pubblica concorrenziale rispetto a quella privata. All'ospedale San Bortolo mancano 60 infermieri. Lussotto sconta le difficoltà che scontano tutte le aziende sanitarie, quella di reperire professionisti. Ovviamente sconta anche il fatto che il territorio non tiene e che i professionisti che lavorano all'interno di alcuni settori del Lussotto sono letteralmente sfibrati. Più di qualcuno sceglie la strada del privato. Un dato certo è la questione salariale, nel senso che bisogna intervenire in qualche modo sugli stipendi e sull'organizzazione del lavoro. Allora Germano, vediamo se riesci, ma velocissimo, vai Germano. Niente, è caduta la linea, vedremo domani se riusciremo a recuperare Germano. Allora Gregory, come ci saluta? Perché ormai siamo proprio in chiusura. Io vi saluto parlando dei giovani, visto che il suo ospite ci ha fatto vedere come coinvolgerli e come creargli una prospettiva futura. Ecco, io posso solo portare un dato che è allarmante. Noi negli ultimi anni abbiamo perso 30.000 infermieri all'estero. Li abbiamo formati in Italia, sono considerati in tutta Europa una eccellenza per la formazione che hanno avuto e poi decidono di andare a lavorare all'estero e ce li richiedono e ce li rubano proprio. Quindi il messaggio è: non è che questa professione non sia del tutto più attrattiva, è l'Italia che non è più attrattiva per i professionisti. E questo è un grave tema, perché vuol dire non avere, come dire, occhio alle generazioni future. Grazie Gregory, devo chiudere, voglio anche un ciao da Tullio Giacomini, che velocissimo Tullio. Sì, ringrazio i telespettatori e mi auguro che le cose vadano per il meglio, anche se ormai alla mia età ci credo poco. No, noi invece siamo ottimisti perché in euro hai 43 anni, 40, 35, non so quanti ne ha, perciò dati da fare, non chiuderti a riccio che noi siamo qua, grazie, adesso andiamo a pranzo con la posta di Mirella. Capretto e carciofi. Il capretto in tutti i tempi è stato il simbolo del candore e della purezza. Per questo motivo veniva offerto spesso in festività e sagre. Anche oggi, durante la ricorrenza della Pasqua, il capretto viene preparato in vari modi. Ingredienti per 4 persone. 1 chilogrammo di capretto, coscia o sella. 50 grammi di prosciutto in pezzetti. 4 carciofi. 3 tuorli d'uovo. 2 bicchierini di vino bianco secco, cipolla a fettine, prezzemolo, maggiorana, un limone, farina, sale, pepe, olio extravergine d'oliva. Mettete in un'ampia casseruola qualche cucchiaiata di olio.
Portate la casseruola sul fuoco e quando l'olio sarà caldo, aggiungete il capretto tagliato in pezzi. Aggiungete i pezzetti di prosciutto, una piccola cipolla a fettine, e un ciuffo di prezzemolo trito. Fate rosolare la carne a fuoco molto moderato. E quando avrà raggiunto una bella colorazione dorata, spargete sul capretto una cucchiaiata di farina e girate. Fate cuocere una decina di minuti, poi bagnate con 2 bicchierini di vino bianco secco che lascerete evaporare a fuoco vivace, senza coperchio. Condite con sale e pepe. Coprite la casseruola, abbassate il fuoco e cuocete per 30 minuti. Nel frattempo pulite i carciofi privandoli delle foglie più dure e della barba. Tagliateli a quarti e poneteli in acqua con qualche goccia di limone per non farli annerire. Trascorsi i 30 minuti, mettete anche i carciofi strizzati nella casseruola. E fate cuocere con coperchio, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua calda, fino a quando i carciofi non saranno morbidi. A questo punto versate sul capretto i tuorli d'uovo sbattuti con il succo del limone e conditi con sale, prezzemolo trito e un pizzico di maggiorana. Mescolate bene il tutto e togliete subito dal fuoco, perché le uova non devono solidificare. Buon appetito!